per i tanti infortuni che capiteranno, io penso che ci potrebbe essere qualche scossone. Ma prima o Ma poi, vabbè, guarda, non è per forza colpo di Infantino, perché poi alla fine il discorso è che tutti vogliono i soldi, cioè, il discorso è che ti dico anche un'altra cosa, ti dico che sì, per esempio gli allenatori si arrabbiano, e pure i giocatori si arrabbiano, ma la verità è che le squadre sotto sotto si pigliano i soldi. Cioè, la stessa Inter, cioè Simone Inzaghi quante volte si è lamentato del fatto che l'Inter ha giocato troppo durante l'anno, e così come i giocatori, ma sappiate che l'Inter sotto sotto a livello dirigenziale era contenta, l'Inter si è intascata i soldi, che se ne fregano loro. Ma Il vedi, pro- io sono assolutamente d'accordo perché, tra l'altro, come dice Vittorio, Rummenigge l'ha detto, ma in realtà lo diciamo tutti, che questi giocatori chiedono sempre più soldi. Chiaramente, ragazzi, è tutto un cane che si morde la coda, perché chiaramente perché servono tutti questi soldi? Perché diciamo gli agenti, chiamiamola così, dei giocatori nel corso degli ultimi 20 anni hanno rovinato tendenzialmente il calcio in un modo. I giocatori sono diventati, sotto certi punti di vista, sempre più stupidi, hanno rovinato il calcio in un altro modo, e il mercato è cresciuto a livello economico, a livello di costi dei cartellini in maniera esponenziale, a mio parere personale, rasentando veramente il ridicolo.